così finiamo di fare questa bellissima figura. È un pezzo bellissimo secondo me, anche lunghissimo, però a te piace De André, ho visto. Bravo. Conosco tutti i testi a memoria. Come ti chiami? Leonardo. Bravo Leo. Io ho parlato in calcio. Eh. Potete la grazia per me? Vi faccio una sera. Quindi per Leonardo e per voi che avete la pazienza di ascoltarci, Bocca di Rosa. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noi e chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo di iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitarono all'invettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga di certo anche il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelli andarono dal commissario, dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri carabinieri al proprio dovere vengono meno, non quando sono in alto uniforme, l'accompagnarono al primo treno. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Persino il parroco che non disprezza tra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila, Bocca di Rosa è poco lontana, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Grazie.